Europei 2019, anche la Südtiroler Volkspartei in lista nella circoscrizione nord-est. Partito di una minoranza linguistica, deve correre in collegamento tecnico con una lista nazionale che in questa tornata è rappresentata da Forza Italia e UDC. Capolista l'europarlamentare uscente Herbert Dorfmann, in corsa per il terzo mandato per continuare l'impegno a favore del territorio. Qui in questi territori, quindi a casa mia in Alto Adige, ma anche qui nel Veneto, siamo vicini al confine, siamo strettamente legati anche agli scambi commerciali con le zone al nord delle Alpi, quindi noi abbiamo bisogno di un'Europa aperta, di confini aperti, quindi a noi la collaborazione economica, soprattutto all'interno dell'Europa, conviene e io ho lavorato sempre per quello. Proveniente da un territorio fortemente autonomista, Dorfmann si inserisce nel dibattito sull'autonomia del Veneto. Io ho sempre creduto nell'autonomia, tra l'altro il mio partito, la Südtiroler Volkspartei, è il partito dell'autonomia del Sud Tirolo. Io penso che l'autonomia spetti al Veneto, sono anche convinto che un sistema più federale sia un benessere per lo Stato intero e io vedo qui in Veneto che la situazione che abbiamo adesso, quindi si va avanti a promettere l'autonomia, si fanno referendum che poi alla fine non succede niente, la gente è un po' stufa, un po' stanca, la gente qui in Veneto adesso si merita veramente un passo in avanti.